Buonasera, vorrei dire qualcosa a quel signor Grillo. Allora, nella vita ha avuto un'opportunità e non l'ha saputo sfruttare. Perché? Perché è un coglione. Quando c'è stato l'incontro con il signor Renzi, se quello non era una lota, era una persona seria, mandava Berlusconi a casa per tutta la vita. Poi dopodiché quella lota diceva vicino a Renzi: adesso prendiamo anche i ladri che stanno nel tuo partito e li facciamo fuori. Invece non è stato uomo, perché sotto c'è sempre qualcosa quando un signore si comporta in questo modo, questa grande latrina. Poi voglio dire a su di mai, si alza la mattina, un giorno dice una cosa, domani ne dice un'altra, dopodomani ne dice un'altra, gli emigrati, questo, quell'altro. Ma che vanno da queste povera gente che vengono da un altro mondo? Ma che vanno da queste persone? Che devono fare? Fammi capire, si devono ammazzare, devono morire in quel paese di merda. Se vengono in Italia, vengono perché non sanno dove andare, che poi in Italia non vogliono venire, perché lo sanno che sono puzzati di fame peggio di loro. Quelli là se ne vogliono andare in Germania, se ne vogliono andare in Inghilterra, se ne vogliono andare nei paesi degli esteri, non vogliono stare qua. Grande latrina, a te signor Salvini ti vorrei dire una cosa: sei venuto a sud, vuoi prendere 4 voti a sud, ma tu sei stata sempre una latrina nella tua vita. Ma come ti permetti di venire a sud a venire a dire noi facciamo, noi diciamo? Ma che vuoi dire tu? Tu che ti sei permesso di ridere su Napoli, sulla Campania? Ma hai capito che quello che abbiamo noi a Napoli tu non lo potrai mai avere nella tua vita? Noi abbiamo il sangue nelle vene, quello che tu non c'hai. Noi siamo mediterranei, grande latrina. L'hai capito chi siamo noi? Quando ci alziamo alla mattina noi ci sentiamo sereni, voi state rovinati. Avete acqua tutti i giorni addosso. Vi permettete di dire i Vesuvio e i Vesuvio vi dovrebbe squagliare vivi.